vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi continueremo la nostra avventura in single player dirigendoci verso il 18° Gran Premio, ovvero il nostro Gran Premio di Abu Dhabi. Allora, prima di dirigerci direttamente all'interno dei nostri box Williams, vedremo un po' di capire più o meno qualche caratteristica in più del nostro circuito. Vediamo un po'. Eccoci al circuito di Abu Dhabi per il nostro giro di prova. Avvicinandoti all'ultima curva, assicurati di rallentare del tutto per uscire in modo pulito e con la vettura raddrizzata in direzione della linea del traguardo. Ricordati che il DRS e il KERS sono disponibili anche nelle qualifiche. Nella prima curva scala le marce fino alla seconda, fai attenzione al cordolo in uscita, cerca di evitarlo il più possibile perché all'esterno c'è l'erba sintetica. Ora arriva la collinetta, seguita dalla seconda e terza curva. Qui accelera al massimo e sentirai la forza di gravità che ti schiaccia a terra mentre scendi a tutta velocità verso la quinta curva. Rallenta completamente al cartello dei 100 metri e punta verso il cono a sinistra, quindi lancia la vettura sul cordolo destro. Non preoccuparti troppo della trazione in uscita perché dovrai rallentare di nuovo per affrontare il punto di corda della settima curva. Adesso metti la prima, fai attenzione alla trazione in uscita e cerca di non salire troppo sul cordolo. Ti aspetta un lungo rettilineo dove potrai ottimizzare l'uso del DRS e del KERS. Inoltre è un eccellente punto di sorpasso in vista della gara, ma è anche molto impegnativo se devi difendere la posizione. A destra vedrai di nuovo il segnale dei 100 metri. Taglia l'uscita di questa curva per allargarti nella successiva curva a destra prima di imboccare il rettilineo che ti condurrà in prossimità della decima curva. Usa di nuovo il DRS e aumenta la spinta con il KERS per affrontare il rettilineo in settima e sfruttarlo per sorpassare gli avversari in gara, ma fai attenzione perché potrebbe riservare delle sorprese. Ora scala in seconda, riduci la velocità in uscita e lancia la vettura prima sul cordolo destro e poi su quello sinistro. A questo punto rallenta del tutto e metti in prima. Fai attenzione in uscita a non finire sul sintetico e preparati ad affrontare la sezione veloce con la doppia curva a destra che ti riporta indietro verso la zona dell'hotel. Rallenta di nuovo in seconda e spostati verso la parte destra della pista per allargarti nella 18ª curva. Qui fai attenzione al retrotreno quando affronti i cordoli in uscita, poi lancia di nuovo la vettura sul cordolo sinistro della 19ª curva in prossimità della barriera sul lato destro. Scala di una marcia, spostati leggermente a destra per imboccare l'ultima curva e seguine dolcemente la traiettoria mantenendo in equilibrio sottosterzo e sovrasterzo. Non toccare troppo il cordolo in uscita e sfrutta il DRS e ancora il KERS per concludere il tuo giro ad Abu Dhabi. Molto bene, come avete ben potuto vedere il nostro Gran Premio è uno dei più difficili che mette a dura prova soprattutto la nostra autovettura ma anche i riflessi del nostro pilota, quindi vediamo un po' quello che riusciremo a fare all'interno di questa gara. Vi ricordo che in questo Gran Premio Fernando Alonso potrebbe vincere il mondiale, quindi cercheremo di essere competitivi per portare la sfida al massimo delle prestazioni fino all'ultima gara, ovvero il Gran Premio in Brasile. State a vedere! Eccoci all'interno dei nostri box Williams, come potete vedere i nostri cari meccanici alla nostra sinistra e alla nostra destra, il nostro caro Pastor Maldonado come al solito all'interno del suo caro box. Allora, vediamo un po' quello che siamo riusciti a fare nell'ultima sessione delle qualifiche. Allora, sono riuscito a ottenere la 20ª posizione, sono soddisfatto di questo 20° posto perché le avversità in qualifica erano davvero tantissime, soprattutto ritrovavamo un meteo abbastanza avverso, soprattutto all'assetto che avevo preparato nelle prove libere, perché come potete vedere nelle prove libere avevamo un meteo abbastanza idoneo, ovvero 23 gradi centigradi con un sole che spaccava appunto le pietre, mentre in qualifica completamente diverso. Sono riuscito ad adattare alcuni componenti dell'assetto precedente a quello appunto per la gara. Ritroviamo appunto per la gara stessa 24 gradi centigradi con un meteo nuvoloso, quindi un tempo molto variabile, potrebbe esserci anche qualche come dire monsone in qualche parte della mappa e quindi ho dovuto adattare l'assetto a queste condizioni meteorologiche. Allora, l'assetto in principio era un assetto d'asciutto, ma è stato convertito in un assetto da bagnato, quindi ritroviamo una buona stabilità soprattutto in curva, ritroviamo 21 curve all'interno di questo circuito, quindi possiamo essere soddisfatti di un angolo a lettone anteriore e posteriore sulla media, come potete vedere i valori indicati. E per quanto riguarda la frenata mi sono basato soprattutto sul sovrasterzo per sfruttare la nostra autovettura al massimo per quanto riguarda il sovrasterzo e come al solito una pressione dei freni molto elevata. Per quanto riguarda invece la barra antirollio mi sono basato sia sulla reattività che sull'aderenza in curva, secondo quindi delle diverse
zone del tracciato. Possiamo ritrovare quindi una grande reattività della nostra autovettura, però che si bilancia anche con la nostra aderenza in curva. Per quanto riguarda le sospensioni, ho dovuto alzare davvero tanto le sospensioni anteriori e posteriori per affrontare nella maniera migliore i diversi cordoli che mettono a dura prova davvero la nostra stabilità nel retrotreno e soprattutto anche nell'avantreno. Quindi con la pioggia ovviamente queste possibilità aumentano in maniera davvero drastica, mentre per quanto riguarda la rigidità ho cercato di mantenerla sempre sopra i valori normali per ottenere sempre una grande accelerazione, ma soprattutto un'ottima reattività della nostra autovettura. Vi ricordo che questo è un assetto quindi che è stato modificato dall'asciutto al bagnato, quindi non potrebbe essere uno dei migliori all'interno di questo circuito. Comunque per quanto riguarda il cambio, la prima marcia si alterna tra 135 e 136 km/h e va a finire a sfogare il motore nell'ultima marcia con 133 km/h. Non credo che riusciremo a raggiungerli mai, ma ben 320 km/h sicuramente sì. Per quanto riguarda la nostra testata del motore, utilizziamo come al solito la sesta testata che eroga il 98% della nostra potenza, mentre per quanto riguarda l'allineamento mi sono basato molto sulla stabilità in curva, visto le grandi difficoltà in qualifica dovute quindi alla pioggia. Allora, vediamo un po' quello che succede invece nella nostra classifica. Allora, il nostro caro Vettel è riuscito a raggiungere la prima posizione, seguito da Jenson Button e Lewis Hamilton. Fernando Alonso si ritrova al quarto posto, quindi probabilmente il mondiale non lo vincerà in questa gara, o almeno lo speriamo, mentre per quanto riguarda Pastor Maldonado si ritrova al sesto posto, fa come dire ritrovare la Williams in zona punti. Quindi vediamo di migliorare in gara, visto che abbiamo 14 giri di circa 6 km a giro. Allora, per quanto riguarda la nostra strategia di gara, vediamo un po', abbiamo 14 giri, visto che le gomme sono come dire con le condizioni ottimali, visto che non le abbiamo utilizzate nell'ultima sessione di qualifica. Io direi di utilizzare fermarci ai box per quanto riguarda quindi il settimo giro, montando quindi pneumatici duri e utilizzare una strategia carburante prudente come al solito. Allora, quindi tenteremo di sforzare le nostre gomme un giro in più, in modo tale da essere più competitivi negli ultimi 7 giri restanti. Bene, allora vediamo un po' adesso se tutto è stato selezionato nella maniera migliore. Perfetto. Bene, possiamo direttamente lanciarci nella nostra pista. Quindi ragazzi, questo assetto è un assetto che è stato elaborato per l'asciutto, però visto le condizioni di bagnato per quanto riguarda le qualifiche, ho dovuto modificare qualche valore, come per esempio le sospensioni, ma anche per esempio l'alettone doveva essere intorno ai valori 2-3 per sfruttare circa 330 km/h rettilineo, e quindi questo assetto lo potete utilizzare in queste condizioni di meteo variabili, dove quindi non ci si aspetta particolari condizioni meteorologiche idonee. Eccoci all'interno della nostra 20ª posizione, Kovalainen davanti a noi seguito da Hülkenberg e Glock. 4 semafori accesi, facciamo rombare il nostro caro motore ed ecco che inizia il Gran Premio di Abu Dhabi. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza. Kovalainen, Hülkenberg, Bergman davanti a noi, Raikkonen 15ª posizione. Vediamo se possiamo intrufolarci un po' in mezzo alle autovetture. Mamma mia, ci ritroviamo all'esterno, vediamo se possiamo tenere la nostra autovettura in pista. Attenzione Rosberg, grande frenata, dobbiamo essere molto attenti a non toccare anche le altre autovetture. Maldonado sesto posto, ci ritroviamo all'esterno, vediamo se possiamo effettuare il sorpasso. Troviamo un pochino come dire di stabilità in meno in questa prima fase. Attenzione nella sezione delle due curve, le due piccole chicane che ci condurranno al grande rettilineo. Grande partenza della Williams adesso nei riguardi di Pastor Maldonado, è costretto ad andare all'esterno, 1 contro 1. Attenzione il nostro caro ragazzone della casa Williams, gomma contro gomma, lo ritroviamo davanti a noi, vediamo di prendere la scia, vediamo un po', prendi la scia amico mio, prendi la scia, si tenta il sorpasso. Maldonado tira avanti, non ci fa passare, maledizione, la sua autovettura sarà come dire impostata meglio della nostra. Vediamo di stare attenti in questa prima fase. Attenzione al nostro caro Pastor Maldonado, sono costretto a frenare davvero parecchio per evitare di non farlo finire fuori pista, si perde un attimo di aderenza per quanto riguarda il circuito. Comunque ci ritroviamo al settimo posto, Maldonado, Paul di Resta e Van Elken che ricopre la settima posizione. Abu Dhabi ragazzi è uno dei circuiti più difficili per quanto riguarda ovviamente la mia opinione mai esistiti nella storia di Formula 1, per la sua grande difficoltà soprattutto soprattutto nell'ultima fase di questo circuito. Nel terzo settore ritroviamo davvero diverse curve che mettono davvero a dura prova le nostre sospensioni, la nostra stabilità e soprattutto anche i nervi del nostro caro pilota. In questa sezione, ovvero la sezione dell'hotel di Yas Marina che ci condurrà direttamente al traguardo, ho effettuato non sapete quanti testacoda, soprattutto nelle qualifiche, quando ovviamente ritrovavamo un manto acquoso proprio in questa zona che rendeva ovviamente l'aderenza a zero, e sicuramente in questa zona ho perso davvero tantissimo, quindi questa zona la affronterò con molta
molta calma, molta tranquillità, visto che stiamo ricoprendo il settimo posto dopo essere partiti dalla 20ª posizione. E si conclude il primo giro con 1,54 e 600. Vediamo di stare molto attenti adesso nella prima fase del nostro circuito. Ritroviamo Pastor Maldonado a un secondo da noi, adesso sto cercando di mantenere il controllo, vediamo se riusciamo a acciuffarlo nelle ultime sezioni. Mamma mia, questa volta si affronta nella maniera migliore la nostra prima curva. Maldonado tenterà soprattutto il sorpasso nelle ultime, anzi nelle prossime curve. Attenzione, in questa prima fase si perde un po' di aderenza, meno male che con un po' di contrasterzo siamo riusciti a mantenere il nostro controllo. Adesso sicuramente con l'utilizzo dell'ala mobile posteriore, ovvero il DRS, nelle prossime sezioni riusciremo a essere molto più competitivi. Attenzione che abbiamo Paul Di Resta che ci segue a una velocità davvero enorme, in questo primo rettilineo avremo davvero grandi difficoltà, visto che i nostri alettoni sono posizionati in maniera tale da non sfogare quindi la nostra velocità massima. Attenzione, adesso nella seconda sezione si continua in maniera concreta, il nostro Paul Di Resta ancora dietro di noi, si tenta adesso il sorpasso, eccolo, tenta il sorpasso all'esterno, mamma mia, è costretto nuovamente a rientrare in scia, e ancora Paul Di Resta dietro di noi come un mastino inferocito, sempre dietro il nostro alettone posteriore. Adesso nella sezione del secondo settore, mamma mia, si effettua addirittura un ottimo tempo in questa prima fase. Attenzione, le due chicane pericolosissime, queste dannate due sorelle mettono a dura prova i nostri pneumatici. Vediamo di continuare da questa parte, mamma mia, ancora Pastor Maldonado sesto posto, la Williams come dire in zona punti, però vi ricordo che dobbiamo ottenere una buona quantità di punti per riuscire a strapparli soprattutto alla McLaren che è davanti a noi in campionato. Allora 1,54 e 500 come miglior tempo, soprattutto per quanto riguarda il primo giro. Adesso daremo un'occhiata al secondo giro, abbiamo ancora 14 giri disponibili, si tocca un attimo la paratia esterna del nostro circuito, si perde un po' di aderenza, ancora il nostro Paul Di Resta dietro di noi tenterà sicuramente il sorpasso, dobbiamo sfruttare al massimo le nostre gomme che sono ancora molto fresche, abbiamo ancora carburante disponibile, vediamo di metterlo adesso sul normale per evitare di consumare tutta la nostra riserva. Attenzione, maledizione, olè, continuiamo. Il prossimo Gran Premio ragazzi sarà il Gran Premio degli Stati Uniti, mamma mia non vedo l'ora di effettuarlo, sarà un Gran Premio fantastico. Il Gran Premio di Abu Dhabi come dire è stato un po' sfortunato per la casa Williams, anche se adesso stiamo detenendo la settima posizione, come dire in qualifica siamo stati molto sfortunati per colpa di quel dannato tempo. Avevo preparato un assetto proprio perfetto per le condizioni di asciutto, però quel dannato temporale è arrivato proprio su di noi e non mi ha permesso di farlo evolvere. Allora vediamo di continuare nel rettilineo principale, terzo giro, siamo riusciti a migliorare un po' per quanto riguarda ovviamente la nostra prestazione iniziale, siamo molto lontani da Paul Di Resta, in questo ultimo settore siamo riusciti a guadagnare parecchio e l'abbiamo allontanato in modo tale che non applica appunto il suo DRS e l'ala mobile posteriore. Vediamo di continuare, si perde un po' di aderenza e vediamo di continuare. Ancora Paul Di Resta ottavo posto seguito da Felipe Massa, Pastor Maldonado viene come dire effettua un grande sorpasso su Perez e riesce a guadagnare la quinta posizione. Ancora terzo giro, attenzione, vediamo quello che riusciamo a fare, la lotta con Perez come con il nostro Paul Di Resta è ancora molto aperta, mamma mia, vediamo di continuare da questa parte. Attenzione, guardate un po' degli yacht che sono disponibili anche da questa parte. Ok, vediamo un po' la nostra temperatura del motore come va, infatti nei primi giri avevamo avuto un piccolo surriscaldamento, invece adesso la temperatura è ritornata normale, soprattutto questo è un bene. Allora vediamo un po', andiamo con calma, andiamo, bene, troppo forte, andiamo di continuare da questa parte, perfetto. Allora mi sa che dobbiamo migliorare il nostro tempo parecchio nel terzo settore, perché nel primo e nel secondo riusciamo a ottenere davvero tempi fantastici, mentre negli ultimi come dire nel terzo settore la nostra autovettura viene rallentata di parecchio. Attenzione, adesso nella sezione ultima vediamo quanto siamo riusciti a fare in questo ultimo giro, probabilmente meno 7 decimi di secondo, stiamo recuperando vantaggio sul nostro caro Perez che si ritrova adesso a 5 secondi dalla nostra posizione. Vediamo di continuare, le gomme posteriori sono un po' usurate ma probabilmente per l'intensità del nostro asfalto. Vediamo di continuare, vedete un po' come tiene molto bene la nostra autovettura con i due alettoni impostati nella maniera migliore appunto per le curve. Siamo riusciti a recuperare parecchio, riusciamo adesso a vedere nuovamente i nostri piloti davanti a noi, devo riuscire a concentrarmi anche per queste ultime curve. Vediamo di continuare, Perez sicuramente riuscirà ad attivare il suo DRS, eccolo davanti a noi, riusciamo addirittura a vederlo al di là della nostra collinetta. Vediamo un po', abbiamo ancora carburante disponibile e Paul Di Resta ancora si ritrova come dire dietro di noi utilizzando l'ala mobile posteriore, probabilmente dentro il secondo, si fa sempre più grande negli specchietti, maledizione, eccolo qui. Vediamo di tornare dall'altra parte. Andiamo, questa è una sezione che sollecita davvero molto le nostre sospensioni, meno male che le ho impostate molto più alte questa volta, perché i cordoli come dire sollecitano davvero molto la nostra autovettura e soprattutto l'integrità strutturale della nostra cara macchina. Vediamo di continuare adesso, siamo riusciti ancora a migliorare il nostro miglior tempo, mamma mia, grande prestazione della Williams quest'oggi. Vi ricordo che dalla 20ª posizione è stata molto ma molto dura, però ce l'abbiamo fatta. Attenzione, si esce un attimo fuori, errore della Williams, si va nell'erba
si intendi che si perde circa 3-4 decimi di secondo. Vediamo di continuare adesso nella sezione della nostra curva numero 1, ci condurrà nuovamente all'inizio del traguardo. Adesso cercheremo di arrivare immediatamente al quinto giro, però non sta andando molto male la gara, stiamo tenendo un ottimo passo gara, perché come dire Paul Di Resta non riesce a superarci, non riesce a ottenere vantaggio, e ritroviamo ancora nella mappa il nostro caro Pastor Maldonado accompagnato da Perez. Speriamo che Maldonado riesca questa volta almeno Yas Marina ad essere, come dire, davanti a noi. Attenzione, sono costretto nuovamente a frenare per il cordolo esterno, si perde questa volta un secondo per quanto riguarda il giro precedente. Adesso la lotta con Paul Di Resta si fa sempre più grande. Attenzione, vediamo adesso quello che riusciremo a fare. Lo ritroviamo a 4 decimi di secondo da noi, eccolo che è sempre dietro di noi. Adesso nella sezione numero 1 siamo molto più veloci grazie al nostro alettone posteriore e anteriore. Guardate un po' quanto vantaggio riusciamo a recuperare sul nostro caro ragazzone. Attenzione, vediamo un po', ecco addirittura il nostro caro Pastor Maldonado adesso passa nella zona del DRS, molto più avanti di noi. Speriamo di essere competitivi nell'ultimo giro che ci rimanga appunto per la sosta ai box. E allora, come potete ben vedere, il nostro serpentone si è evoluto in due fasi diverse. Ritroviamo una prima sezione di piloti davanti a noi, accompagnata come dire da una seconda che ricopre ovviamente noi stessi, e Perez e Paul Di Resta dietro di noi. Vediamo di continuare da questa parte. Attenzione, nuovamente nella sezione del secondo settore, vediamo un po' cosa ritroviamo da questa parte. Andiamo a tutta manetta. Mamma mia, guardate un'occhiata delle sgommate che ci sono a terra appunto in questa sezione, perché ovviamente i freni vengono sollecitati in maniera concreta, proprio perché si passa da 300 km/h a 80-50 km/h in circa 2-3 secondi, e Paul Di Resta tenta il sorpasso all'esterno, è costretto nuovamente a rientrare in scia. Mamma mia, grande coraggio di Paul Di Resta a sorpassare la Williams in quel tratto di strada davvero molto stretto. Comunque è riuscito a ritornare nuovamente in scia, a non perdere neanche l'ottava posizione. Ritorniamo nuovamente qui nella nostra postazione numero 1. Attenzione, vediamo quello che riusciamo a fare, vediamo di recuperare soprattutto per i prossimi tempi. Benissimo, vediamo di continuare da questa parte. Vi ricordo che il prossimo anno, ragazzi, saremo in casa McLaren, non vedo l'ora di sedere quindi di sedermi all'interno della nuova autovettura. Voglio vedere soprattutto quello che riusciremo a fare nel prossimo campionato. Sono sicuro che riusciremo a fare davvero qualcosa di meglio per quanto abbiamo fatto quest'anno con la Williams. Attenzione, Jenson Button 1.44 riesce a migliorare il suo miglior tempo. Il nostro ingegnere forse ci ha detto qualcosa, però cercheremo di essere ancora competitivi per quanto riguarda Paul Di Resta, che lo ritroviamo a 4 decimi da noi. Manca un giro alla nostra sosta, adesso la maggior parte dei piloti si fermeranno. All'interno del prossimo giro dobbiamo essere competitivi al massimo. Attenzione adesso nella sezione delle due sorellone, le due chicane maledette, eccole, perfetto, andiamo a tutta manetta. Ancora Paul Di Resta dietro di noi, adesso si fa davvero bene in questo primo settore, siamo riusciti a recuperare davvero parecchio. Attenzione, adesso sicuramente potrà attivare l'ala mobile posteriore Paul Di Resta per una grande trazione della Williams. Date un'occhiata a quanto siamo riusciti a ottenere in questa prima fase. Attenzione, vediamo cosa succede. I nostri pneumatici, maledizione, non credo che ce la facciano a resistere per il prossimo giro. Date un'occhiata all'integrità dei pneumatici posteriori, mamma mia, si ritrovano a circa il 50% di integrità. Non vorrei scoppiare perché il settimo posto mi va più che bene, come dire, siamo riusciti a recuperare tantissimo, però purtroppo nelle prime file Pastor Maldonado perde una posizione. Date un'occhiata, si ritrova nuovamente al sesto posto. Maledizione, Perez probabilmente avrà tentato un sorpasso all'interno della sezione del DRS, ha colto come dire impreparato il nostro caro Maldonado. Vediamo di continuare da questa parte. Attenzione, vediamo di portare la nostra Williams in cima alla classifica. Ritroviamo ancora 4 decimi il nostro Paul Di Resta. Paul Di Resta è migliore in alcune fasi del circuito, però in altre ovviamente la nostra Williams è impeccabile. Vediamo di continuare. Attenzione, in questo giro dobbiamo spompare la nostra autovettura al massimo, perché tutti i piloti, anzi la maggior parte, si fermeranno ai box, quindi cercheremo di essere più competitivi possibili. Attenzione che abbiamo ancora il nostro carburante che è stato sollecitato davvero parecchio nelle prime fasi del nostro circuito. Mamma mia, Hamilton 1.44 se la gioca con Jenson Button nelle prime posizioni, ed ecco al settimo giro. Attenzione, Pastor Maldonado rientra ai box, anche una buona quantità di piloti, vediamo se riusciamo a uscire prima di loro. Maledizione, andiamo. In questo Gran Premio di Abu Dhabi c'è un viadotto davvero sotterraneo molto particolare, eccole alla nostra sinistra, 1 contro 1, vediamo se riusciamo a passarli, e si passa in vantaggio per quanto riguarda ovviamente i piloti che erano entrati ai box. Grande sorpasso del traguardo da parte di Van Helgen a una velocità davvero enorme. Vediamo di passare da questa parte, siamo riusciti a recuperare davvero parecchio per quanto riguarda il nostro giro precedente. Abbiamo Vettel al quarto posto, vi ricordo che noi non ci siamo fermati, vediamo di essere competitivi, dobbiamo lasciarlo indietro, non dobbiamo dargli l'opportunità di utilizzare il DRS, altrimenti guadagnerà davvero tanto vantaggio
vantaggio sul pilota che gli sta dietro e sicuramente, attenzione, mi sa che è riuscito ad attivare l'ala mobile posteriore. Vettel è riuscito ad attivarla, si fa enorme negli specchietti, maledizione. Fai attenzione, potrebbe usare il DRS per provare il sorpasso. Mi sa che l'ha già usato, amico mio. Vediamo di continuare. Settimo giro, si sta facendo davvero un settimo giro grandioso, ragazzi. Dobbiamo essere adesso al massimo nella sezione del terzo settore. È, come dire, la sezione più pericolosa, che non sopporto, una delle più complicate dell'intero mondiale all'interno di Formula 1. Rientra ai box. Ecco che i nostri meccanici sono pronti appunto per il pit stop. Ecco le due sorellone, le due chicane maledette. Mamma mia, ho dovuto frenare davvero in maniera concreta. Andiamo, e nonostante ho impostato le sospensioni al massimo, si perde aderenza sempre in maniera concreta. Attenzione, abbiamo i pneumatici davvero usurati, esce un po' di lava dalla parte posteriore dei nostri. Adesso probabilmente cambieremo i nostri pneumatici, come dire, duri. Dobbiamo stare molto attenti perché sono dei pneumatici molto freddi. Vediamo di stare attenti all'interno della nostra sezione dei box. Andiamo, si perde un attimo di aderenza e purtroppo si taglia la curva all'interno della sezione dei box. Volevo essere molto rapido, molto deciso, invece abbiamo perso qualcosa e abbiamo subito un piccolo avvertimento per aver tagliato la curva. Comunque i nostri meccanici, eccoli davanti a noi. Dai ragazzi, cambiate immediatamente le vostre gomme. Avanti, 4 secondi. Questa volta siamo stati un pochino più lenti. I pneumatici molto freddi l'hanno usciti adesso dal frigo bar che c'era appunto nel nostro muretto box. Dai che riusciamo a uscire prima dei nostri piloti. Stanno per uscire, ragazzi. Felipe Massa, Paul Di Resta. Eccolo Paul Di Resta davanti a noi. Avanti, si lotta 1 contro 1. Forza che riusciamo a uscire prima di lui. Dai ragazzi. Sì, ce l'abbiamo fatta davanti a Paul Di Resta dopo aver cambiato i nostri pneumatici. Calma, devo riassumere la concentrazione. Attenzione. Mamma mia, grande, come dire, azione dei nostri meccanici. Questo mi ricorda un po' le scene di Cars quando si usciva davvero all'ultimo secondo dai box, come dire, dalle nostre dalla zona di cambio gomme. Adesso siamo riusciti a passare nuovamente davanti a Paul Di Resta. Utilizziamo un attimo il carburante al massimo perché tenterà il sorpasso. È enorme nei nostri specchietti. Mamma mia, Paul Di Resta sempre dietro di noi questa volta. Non so se Paul Di Resta si è fermato in box, maledizione. Vorrei fare una bella telefonatina al nostro caro ingegnere. Ce l'abbiamo una monetina da mettere nel telefono, maledizione. Mi sa che l'abbiamo terminate. Attenzione che Paul Di Resta combatte immediatamente con il suo rivale. Probabilmente tenta il sorpasso. Non ricordo chi ha dietro appunto Paul Di Resta. Adesso lo vedremo se riuscirà a tentare il sorpasso. Intanto 7 decimi di secondo il nostro avversario. Ah, maledizione, si perde davvero tantissimo in questa prima fase. Continuiamo ancora. Pastor Maldonado però davanti a noi a 10 secondi. Ha guadagnato davvero tanto. 1:47.522 per quanto riguarda il nostro miglior tempo. Vediamo di continuare. Benissimo, adesso nella nostra sezione dell'hotel siamo all'8º giro. Allora, vediamo di ricapitolare quello che è successo. Attenzione, anzi vedremo di farlo nel momento in cui raggiungeremo il traguardo per questa terza sezione. Allora diamo un'occhiata, abbiamo ancora 2 giri in più di carburante, questo sicuramente è un bene. Paul Di Resta sta continuando a combattere con Michael Schumacher, l'esperienza, mamma mia. Vediamo di continuare. Ok, allora il nostro carburante è stato impostato nella miscela normale perché dobbiamo tenerlo al massimo, perché sicuramente nelle prossime, come dire, nei prossimi minuti dovremo utilizzarlo, perché sicuramente Paul Di Resta tenterà un grande sorpasso. Allora le nostre gomme ancora sono molto fredde, dovranno entrare in temperatura anche se si riesce a mantenere un ottimo tempo. Pastor Maldonado si ritrova ancora al 6º posto, riusciremo a guadagnare qualche punto nei prossimi giri. Benissimo, ancora 4 decimi il nostro Paul Di Resta, si va un attimo larghi e riesce a guadagnare davvero tanto. Allora vediamo di continuare da questa parte. Bene, tutta manetta, spompiamo la nostra autovettura, abbiamo ancora un bel po' di KERS, dobbiamo evitare che guadagni vantaggio. Paul Di Resta sicuramente cercherà di utilizzare il DRS, eccolo che si avvicina molto veloce, utilizza la mobile posteriore, ancora ci saranno 2 km di rettilineo e Paul Di Resta riesce a completare il sorpasso. Mamma mia del Paul Di Resta adesso in difesa, mamma mia, anche Van Helgen si fa sentire, non vuole rimanere dietro. Paul Di Resta deve rimanere sempre dietro di noi all'8º posto. Grande sorpasso in frenata questa volta della nostra Williams, mamma mia, davvero un sorpasso enorme. Però questo, ragazzi, non ci assicura il 7º posto, perché potete vedere che nel grande rettilineo Paul Di Resta è davvero molto competitivo per la sua ala mobile. Con i suoi 20-15 km/h in più riesce certamente ad ottenere una grande prestazione nei confronti della nostra Williams, che è stata strozzata per quanto riguarda ovviamente l'ala anteriore e l'ala posteriore. Decimo giro, anzi quasi al 10° giro ci ritroviamo a metà gara, probabilmente
come dire, la nostra prestazione è stata fondamentale, anche se potevo fare davvero di meglio, però Yas Marina non è uno dei miei circuiti preferiti. Poi ovviamente con il bagnato è diventata non come dire una gara di automobili, bensì una gara di surf. Mamma mia, proprio in queste ultime sezioni si ritrovavano onde enormi perché la pista era completamente inzuppata. Siamo riusciti a recuperare un bel po', siamo a 1.47.440, ancora Paul Di Resta lo ritroviamo dietro di noi, tenterà sicuramente un altro sorpasso nella nostra nuova sezione. Vediamo un po' i pneumatici, entrano finalmente in temperatura dopo un giro e mezzo, dopo 2 giri dalla sosta. Molto bene, vediamo di continuare da questa parte. Il nostro KERS lo dobbiamo conservare tutto per la nostra sezione ovviamente del rettilineo, perché è la sezione dove la nostra autovettura pecca di più, la sezione ovviamente dove siamo più come dire dove siamo peggiori nei riguardi del nostro caro Paul Di Resta. Vediamo di continuare, cerchiamo di ottenere il massimo con il nostro KERS utilizzato al massimo. Attenzione, abbiamo ancora un bel po' di carburante disponibile. Sicuramente Paul Di Resta sta utilizzando, come dire, il carburante al massimo, ed eccolo nuovamente dietro di noi, eccolo che si fa vicino, però stavolta tenta nuovamente il sorpasso nei riguardi della nostra curva e all'interno, ragazzi. Noi ci ritroviamo all'esterno e è costretto nuovamente a rientrare in scia per evitare di effettuare una piccola penalità, e si continua. Questa è la sezione delle sgommate. Mamma mia, c'era un pneumatico appunto in terra. Incidente, grande incidente sempre nella stessa curva, probabilmente, ecco, potete vedere, bandiera verde, la gara riparte ancora. Paul Di Resta lo ritroviamo sempre negli specchietti, tenta il sorpasso, non vuole rimanere all'8º posto, è proprio un mastino inferocito, tenta di darci un bel morso nel nostro pneumatico posteriore. Attenzione, siamo riusciti a migliorare di 3 decimi e questo sicuramente è un bene. Andiamo benissimo. Ok, allora non sono sicuro appunto dell'incidente nell'ultima sezione, però probabilmente Michael Schumacher o Kobayashi ha subito un piccolo calo di aderenza e quindi lo ritroviamo nelle ultime file, probabilmente out, avrà lasciato sicuramente la gara. Ancora Lewis Hamilton 1.44, è un bene che Lewis Hamilton mantenga la prima posizione perché Fernando Alonso si ritrova al primo posto, quindi per non far vincere il mondiale a Fernando Alonso Lewis Hamilton deve sicuramente ottenere vantaggio su di lui. Attenzione, 11° giro, si recupera davvero di parecchio, siamo riusciti a migliorare ancora il nostro miglior tempo. Ancora Paul Di Resta dietro di noi, non riusciamo a farlo passare in queste prime fasi del circuito. Conserviamo il KERS, devo ricordarmele. Ancora adesso nella prima sezione della collinetta, mamma mia, qui davvero appunto, attenzione, la nostra guida dice che la forza di gravità ci sbatte a terra e ci arriva direttamente sul collo, perché si scende davvero da una velocità impressionante a davvero velocità minime, quindi i nostri geni devono effettuare un lavoro davvero spettacolare. Abbia impostato il motore sulla massima potenza, sta cercando di raggiungerti. Probabilmente Paul Di Resta è stanco di rimanere dietro e ha utilizzato il motore alla massima potenza, però questa volta abbiamo l'opportunità di mantenere la nostra 7ª posizione in tranquillità, perché non è riuscito a attivare il DRS. Lo ritroviamo molto lontano perché avrà effettuato qualche errore nella piccola curva davanti appunto all'interno del primo settore. Vediamo di continuare da questa parte, andiamo tutta manetta. Abbiamo, come dire, un piccolo serpentone di persone che continuano a seguirci. Date un'occhiata, Paul Di Resta sicuramente, Michael Schumacher e Kobayashi. Allora vediamo un po' adesso nuovamente al 12° giro. Allora al 13° giro vedrò di utilizzare immediatamente la nostra miscela elevata, anzi io credo, ragazzi, che all'interno dei prossimi Gran Premi vedrò di utilizzare la miscela normale, perché come potete vedere in questi come dire, in questi Gran Premi ci ritroviamo sempre alla fine con 2 giri in più di carburante che vengono come al solito inutilizzati. Quindi partendo con una vettura molto più leggera, con un carico di carburante normale, vedremo un po' di utilizzare al massimo le nostre opportunità senza rimanere come dire, con del carburante in più appunto all'interno del nostro serbatoio. Attenzione, si perde un attimo un po' di tempo. Ancora Paul Di Resta dietro di noi, mamma mia come ci segue l'inglese, proprio ha una voglia di guadagnare questa 7ª posizione, però io voglio finire dietro a Pastor Maldonado, non voglio finire come dire oltre. Ancora si continua, adesso Paul Di Resta molto vicino alla nostra posizione, cercherà di tentare il sorpasso in questa prima curva. Attenzione, mamma mia, grande opportunità per la nostra Williams. 12° giro, utilizziamo la nostra miscela elevata, mettiamo le mani sullo sterzo. Adesso verrà molto più dura al nostro Paul Di Resta a guadagnare vantaggio su di noi. Attenzione, attenzione, eccoci, siamo riusciti a guadagnare davvero parecchio, 1 decimo in più per quanto riguarda il giro precedente. Si continua, attenzione che si sgomma parecchio in questa ultima fase. Andiamo, perfetto, 8 decimi sì, perfetto, 8 decimi il nostro caro Paul Di Resta. Con il nostro KERS siamo riusciti ad allontanarlo parecchio. Adesso anche con la nostra, come dire, con il nostro carburante al massimo siamo riusciti a ottenere vantaggio. Eccolo che arriva immediatamente dietro di noi, andiamo, mamma mia, vediamo di
continuare da questa parte. Perfetto. Ok, rimangono 2 giri alla fine, ragazzi. Nonostante tutto il settimo posto può essere, come dire, adatto alle condizioni dalle quali siamo partiti, dal 20° posto. Davvero un weekend di qualifiche pessimo. Credevo che fosse, come dire, una delle mie gare migliori, però, come dire, l'assetto si è rivelato, come dire, una sorta di contromossa. 7 decimi di secondo guadagnati in più. Potete vedere quanto ci fa guadagnare in più la miscela elevata. La miscela elevata è buona soprattutto per guadagnare vantaggio per quanto riguarda l'accelerazione e per le lunghe stirate in rettilineo, però sicuramente per la stabilità è qualcosa da evitare, perché mettendo a dura prova quindi le nostre sospensioni, la nostra stabilità, ci crea un po' qualche problema a livello strutturale nella nostra autovettura, quindi è da utilizzare solo nei casi principali per attaccare o difendersi da particolari azioni, non da girare l'intera gara con questa miscela, anche perché non sarebbe possibile, perché il nostro serbatoio non ce lo permetterebbe. Allora vediamo di continuare. Perfetto, però ragazzi non ha piovuto neanche un po', cioè, abbiamo ritrovato un meteo molto nuvoloso, come dire, un meteo che ci ha fatto rimanere, come dire, con il fiato sospeso. Attenzione, forse il nostro ingegnere ci ha detto qualcosa. Mamma mia, Grosjean riesce a ottenere l'8ª posizione. Adesso lo ritroviamo attaccato alle nostre chiappe come una cozza. Eccolo appunto dietro di noi all'8º posto. E Paul di Resta, come dire, il sogno Paul di Resta è svanito nel nulla, nelle nubi appunto di Abu Dhabi. È rimasto sommerso dal nostro caro Grosjean, che è riuscito a sfrecciare a una velocità davvero inaudita. Siamo riusciti a recuperare quasi un decimo di secondo. E adesso Grosjean, la lotta si fa davvero molto ardua. Sicuramente non riusciremo a recuperare, perché già nel secondo dovrà utilizzare il nostro Kers. Adesso eccolo l'8º posto, il francese tenterà il sorpasso ancora dietro di noi, vediamo un po' quello che riesce a fare, ma è troppo vicino e sicuramente sarà costretto a rientrare nuovamente in scia. 13° giro, ragazzi, ancora Maldonado 6º posto, questo è un bene. Vediamo di continuare, vediamo il nostro carburante, più un giro, maledizione. Adesso probabilmente termineremo il carburante, cercheremo di stare attenti. Ancora la possibilità di utilizzare il DRS da parte del nostro Grosjean, eccolo che si fa sempre più vicino, ma è costretto nuovamente a frenare nei riguardi quindi del terzo settore. Vediamo di continuare, attenzione, molto bene, però davvero ragazzi fantastica, come dire, la tempistica dei nostri meccanici a farci uscire, come dire, nello stesso momento in cui stava appunto passando il nostro Paul di Resta. Davvero abbiamo mantenuto il 7º posto in maniera davvero concreta, però adesso devo stare un po' zitto, altrimenti finisco fuori pista e il nostro Grosjean riesce a ottenere il nostro 7º e sudato posto. Attenzione, bene. Bene, ok, perfetto. Allora, i pneumatici duri ancora riescono a tenere bene, rimane ancora l'ultimo giro con Grosjean attaccato alle calcagne, però è molto vicino. Attenzione che tenterà un sorpasso nella sezione soprattutto della collinetta. Ecco che inizia l'ultimo giro, inizia probabilmente la bandiera a scacchi a sventolare. Attenzione, siamo a 2 decimi di secondo di vantaggio per quanto riguarda il giro precedente, ancora 7 decimi il nostro Grosjean. Vediamo di continuare adesso nella sezione della collinetta, 14° giro, dai che ce la facciamo. Attenzione, oh, si va un pochino largo, sprecato un bel po' di Kers in questa prima fase, maledizione. Vediamo di scendere bene, attenzione, neanche un decimo di secondo di vantaggio su Grosjean, non voglio perdere la mia posizione, maledizione. Andiamo proprio all'ultimo giro, no, andiamo che abbiamo un bel po' di trazione. Ok, lasciamoci la metà della nostra energia cinetica per tenere quindi testa al nostro Grosjean. Andiamo a tutta manetta, eccolo che attiva il DRS, l'ala mobile si fa sempre più grande nei nostri specchietti, è enorme, ed ecco che Grosjean tenta il sorpasso e sicuramente riuscirà a farlo. Mamma mia, ecco che sicuramente è costretto nuovamente a rientrare. Oddio, stavo per confondermi con gli analogici, ragazzi, perché dovevo appunto vedere dietro dove fosse Grosjean e avevo perso di vista appunto il volante, quindi stavamo per andare a fare una visita agli spettatori appunto qui negli spalti. Allora, vediamo di continuare ancora. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Abu Dhabi con circa 20 secondi di vantaggio sulla nostra prestazione quest'oggi. Non è stata una delle mie migliori prestazioni in questo circuito, però ce la siamo cavata abbastanza bene. Cercheremo di portare a casa adesso un paio di punti per il mondiale, soprattutto per la classifica costruttori, che sono fondamentali soprattutto per le prossime 3 gare, anzi per le prossime 2 gare, perché con il completamento della nostra gara di Abu Dhabi rimarrà solo il Gran Premio degli Stati Uniti e dopo il Gran Premio a San Paolo del Brasile sicuramente riusciremo a ottenere una grande prestazione, perché il Gran Premio di San Paolo è uno dei miei preferiti. Il Gran Premio degli Stati Uniti dovrò ancora studiarlo nella maniera migliore, però cercherò di ottenere una prestazione fantastica. E si conclude il nostro 14° giro alzando appunto le mani al cielo per il 7º posto completato. Pastor Maldonado arriva davanti a noi ricoprendo la 6ª posizione. Allora vediamo quello che siamo riusciti a fare. È stata una gara, come dire, un po' strategica. Vediamo il nostro ingegnere cosa ha da dire. 7º posto, non male.
Bene, allora ovviamente l'opinione che mi aspettavo, intanto Fernando Alonso parte quarto e riesce ad arrivare nuovamente quarto con un ritardo di circa 5 o 6 secondi su Lewis Hamilton, mentre ritroviamo, come dire, il nostro Perez al quinto posto, Pastor Maldonado sesta posizione, ritroviamo anche Felipe Massa con la sua Ferrari al nono posto che va a ricoprire quindi la parte bassa della classifica punti con 2 punti guadagnati, mentre la McLaren quest'oggi guadagna ben 40 punti. Adesso daremo un'occhiata immediatamente alla nostra classifica. Sei ancora al terzo posto nella classifica piloti. Come potete ben vedere, la classifica piloti si è allontanato, nella classifica piloti il nostro Lewis Hamilton si è allontanato davvero parecchio con questa vittoria, 25 punti, si è allontanato davvero molto da noi, quindi ci ritroviamo a circa 40 punti di distacco dal nostro caro avversario inglese, mentre Jenson Button è davvero molto lontano per quanto riguarda la terza posizione. Rimangono 2 gare, però se arrivasse primo in tutte e 2 le gare Jenson Button riuscirebbe addirittura a sorpassarci e a lasciarci quindi al quarto posto. Allora, vediamo adesso di continuare per quanto riguarda la classifica costruttori. Ci ritroviamo al quarto posto, la Red Bull si ritrova, ragazzi, a 289 punti, Vettel è riuscito a portarla in alto guadagnando la seconda posizione, però come potete ben vedere ci ritroviamo ancora molto vicini, la terza posizione per la classifica costruttori è ancora aperta, potete vedere che ci ritroviamo a una manciata di punti e potrebbe essere realizzabile questo sogno. Allora, ritorniamo immediatamente all'interno della nostra sezione, intanto abbracciamo i nostri meccanici che sono stati davvero molto ma molto bravi, soprattutto sia nella creazione del nostro assetto che ci ha fatto adattare quindi un assetto d'asciutto a un assetto a una pista bagnata, e soprattutto una grande prestazione dei meccanici nel cambio gomme e soprattutto nella nostra prestazione all'8º giro. Allora, vediamo adesso cosa dicono i nostri ingegneri, ma soprattutto cosa dicono i nostri giornalisti. Ultima corsa per Van Helgen alla Williams. Edward Van Helgen cercherà di concludere la sua ultima gara per la Williams nel migliore dei modi prima di passare alla McLaren l'anno prossimo. Rob Stanton sostiene che la squadra ce la metterà tutta per far sì che quest'ultima gara sia indimenticabile. Siamo cresciuti alla Williams e siamo riusciti a ottenere grandi prestazioni. Intanto Nico Rosberg batte il proprio compagno di scuderia. Rosberg l'abbiamo visto appunto nelle prime fasi del circuito, poi è andato via come una scheggia. Intanto che campione, dice Martin Whitmarsh, il grande Lewis Hamilton riesce a farsi sentire e Maldonado taglia il traguardo prima del proprio compagno di squadra. Questa volta sono felice della sua prestazione poiché è stato fondamentale per tenere alta la nostra scuderia nel campionato costruttori. Allora, vediamo un po', 11° rango corrente, il prossimo Gran Premio è il Gran Premio degli Stati Uniti. Intanto è arrivato qualche messaggio nella nostra email. Allora, vediamo un po' cosa succede. Ti contatto per parlarti del problema del degradamento dei pneumatici. I tecnici sono molto soddisfatti del tuo risultato e sicuramente questo è un bene. Per quanto riguarda ovviamente il prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, Circuit of Americas, finalmente ritroviamo una bella gara con l'asciutto, qualifiche con l'asciutto, 30 gradi centigradi probabilmente previsti per la gara, quindi ci si aspetta una grande gara. Vorrei tentare la vittoria in questo Gran Premio, ragazzi, perché se riuscissimo a fare così avremo davvero le porte spalancate per il terzo posto nella classifica costruttori, che rimane appunto il nostro unico obiettivo adesso in questa 19ª gara. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ci becchiamo, ragazzi, negli Stati Uniti per il prossimo Gran Premio. Adesso dobbiamo lasciare il nostro Van Helgen, come dire, al volo per gli Stati Uniti, dovrà fare un bel po' di strada. Nel momento in cui arriverà negli Stati Uniti vedremo un po' di elaborare l'assetto e lanciarci verso il 19º Gran Premio. Ciao a tutti, ragazzi!